Buonasera. Salve. Dottoressa, buonasera. Buonasera. Tutto bene? Bene, grazie. Ah, già stiamo registrando, vedo. Non Ciao ho Salve, Ferro. capito, buonasera. scusi. Ciao Ferro. Per la registrazione. Salve, buonasera. Ma io posso registrare dal mio, vediamo, record, please request permission. Mi Dottoressa, serve il ha permesso. diapositive da far vedere? No. Per cui è tutto diretta suo? Sì, sì, mio è del Sì, ok, maestro. del maestro, sì. Sì, sì, sì. Ok. Adesso fra un po' si collega anche Alessandro Padovani, Ok. molto più esperto di me per ciò che riguarda webinar, eccetera. Per cui tutte le sue domande, curiosità, eccetera, le rivolge a lui e il problema Ah, va bene, va è già bene. risolto. Perfetto. Di che si parlerà? Comunque, Ah, Chi è quella segreto. domanda? Chi è? Non lo so. Chi è quella domanda? Che niente studi non... è abituata a fare videoconferenze? Sì, 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 è dall'inizio della quarantena che usiamo Zoom, perché anche la scuola stiamo facendo così. Siamo sempre su Zoom. Anche io ne ho di media 3 al giorno. No, no, 3 al giorno no, però ne Sì, abbiamo... cioè, e per uno che era sempre abituato a star fuori e fare sport, glielo garantisco che Ah, è drammatico. vabbè, adesso abbiamo ripreso lo sport. C'è Edi, ciao Edi. Uh, Edi, fatti vedere però. ciao Edi! Con gli occhiali, no? Dove sei? In auto, in autostrada, a 100. Ah, sei senza microfono, Edi. Bella barba. Ok, fatto. Bene. Ehi, ciao. Sì, ma Ciao, aspetta ciao a sulla tutti. strada. Ma dove Ciao. Ora, sei? aspetta che faccio un cambio di guida adesso. Metto la guida a Monica così io. Metti la guida automatica. Con gli Esatto, occhiali si adesso vede se aspetta che guardi il cambio. cellulare o la strada. No, Eddie è Allora, rimasto fuori. dottoressa, finché non c'è Sì, nessuno, questa è la sì, 17ª serata, ok? sì, Adesso sì. noi andiamo in diretta sia sul nostro sito Mm, che su YouTube. ok, Ok, poi YouTube rimarrà lì e qualsiasi persona la può vedere per perfetto. sempre. Noi nel Sì, giro di una settimana invece la sì, puliamo, cioè tiriamo via la testa, che è questa che stiamo facendo adesso perché stiamo già registrando sì. la coda, ok? E Mhm. la mandiamo, diciamo, perfetta con tutti i titoli, tutte queste cose qua. Per cui lei dopo la può far girare dove vuole, a chi vuole. Ah, voi me la mandate già tagliata? Sì, fra una Stupendo. settimana ci dia il tempo di farlo perché già dopo serve un'ora, un'ora e un quarto per scaricarla, Mhm. ok? E dopo serve tutto il tempo tecnico dell'operatore che la mette a Per posto. fare i tagli, lo so, lo so. Di solito li faccio io i tagli. Vabbè, ci E ci metteremo sto una d'accordo, poi dopo giornata. le decurteremo tutto questo dal compenso che ci siamo accordati, giusto? Eh? Le ridurremo il compenso di cui ci siamo accordati per Ah, sì, c'è la il qualità del compenso. nostro lavoro. Allora, noi siamo un gruppo molto eterogeneo, nel senso che siamo in 4.500, ok, che Ah, vanno dai 6 anni, 7 anni che iniziano a fare l'attività sportiva fino a sì, 70-80 anni e facciamo qualsiasi tipo di attività che va dalla ginnastica dolce a molte discipline orientali, per cui sì, karate, tutte quelle tecniche lì, insomma, con molti sport. Abbiamo anche però sempre rimanendo nel dilettantismo, abbiamo anche dei quasi semiprofessionisti perché hanno vinto le medaglie d'oro ai campionati del mondo di karate 2 o 3 mesi or sono. Se lei va sul nostro sito li vede.
Perfetto, Poi allora non abbiamo c'è bisogno che spiego il C di oggi. pallacanestro sempre a livello amatoriale che giocano e fanno i campionati, e questo è un invito che noi facciamo ai presidenti dell'ASD. Per ASD significa Associazione Sportive Sportiva Dilettantistica. dilettantistica. Okay? Ogni Sì. ASD è composta da, diciamo, minimo 6 persone, perché deve avere un direttivo, un consiglio, eccetera. Il massimo è illimitato. Noi abbiamo 45 ASD. Questo era un po' per darle un po' il quadro delle persone che si collegheranno. Sì. Normalmente si collegano dalle 20 alle 40 persone in diretta così con noi, le altre invece lo fanno su Facebook e su tutte queste cose. Adesso si è collegato Alessandro e per le domande, diciamo, da un punto di vista tecnico sul webinar, le può rivolgere a lui. Adesso si sta connettendo. Perfetto. Perché... Oh, Giovanni, ciao. Alessandro? Ciao. Io te metto la gallery. Ciao. Oh. Ciao. Ciao Giovanni. Giovanni, ti presento i miei amici Ferruccio ed Edi. Piacere. Ok. Giovanni è un mio amico di Signora? Ciao, piacere. Scusatemi un attimo, per favore. Ciao. Sì, scusate, silenzio. Sì. Dottoressa, Sì. se può rivolgere i quesiti tecnici ad Alessandro, Sì. siamo a posto. Ok. Salve Alessandro. Ascolti, si può collegare anche la mia pagina al mio canale YouTube in diretta? Allora, io di solito condivido la diretta Zoom sulla nostra pagina Facebook, Sì. però da YouTube non l'ho mai fatto, però sinceramente non Vabbè. penso si possa fare. Si può Ok, caricare il niente, video in seguito? avevo capito male io. La pagina Facebook vostra, così la condivido. Usacli di Verona. Usacli Verona? Ok. Perfetto. Eventi in programma. Quindi da Zoom si può collegare la pagina Facebook? Sì, esatto, praticamente Come si fa? io di solito avvio la diretta da Facebook e condivido la pagina di Zoom. Quindi ciò che si vede su Facebook è direttamente l'applicazione Zoom, quello che succede su Zoom. Come si fa? Allora, Devo andare? bisogna avviare la diretta e ti chiede quando avvii la diretta se vuoi farlo con la fotocamera oppure condividendo lo schermo. Se si seleziona l'opzione condividi schermo, ti fa scegliere quale finestra usare. Seleziona Quindi Zoom. direttamente da Facebook. Esatto, esatto. Ho capito. Perfetto, così per il futuro. Grazie. Niente. Giovanni, come va? Bene, e tu? Anch'io. Hai risolto i problemi tecnici? Sì, ma ho deciso che vado dalla mia amica la prossima volta. Anche perché non li hai risolti, perché l'audio è completamente scollegato alla mimica verbale. Anche adesso? Sì. Mi spiace. Comunque, se ti può consolare, prima ho fatto una diretta con circa 600 persone e tutto logicamente registrato, eccetera, e anche lì alcuni relatori, l'audio andava avanti per 2 o 3 minuti dopo che loro avevano già finito di parlare. Maestro, non è buonasera. solo un problema. Ciao maestro. Ciao, mi sentite? Sì, sì. Tutto è chiaro. Eccolo. Ciao. Ciao Ale. Ciao, tutto a posto? Sì. Sì, Ciao a tutti. Ciao. 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 Adesso come mi senti, Giuseppe? Adesso ti sento bene. Perché ho messo la cuffia, l'auricolare.
Ma dovrò fare l'abbonamento fisso in casa, la DSL. Ti vedo bene, Ilenia? Mi vedi bene nel senso che è buono il video, che mi vedi in forma? No, ti vedo in forma, informissima. Sì, sì. C'è anche Ciro? Sì, è in giro per casa. Salutamelo. Ciao Erika. Io ti saluta Giovanni. Mi ha sentito. Ciao. Ciao, ma sei sempre in farmacia, Erika? Vivi lì. Sì. Sì. Ora noi cominciamo ai 35 per dar modo alle persone Sì. di esserci un po' tutte. Facciamo così, va. Perfetto. Cosa volevo chiedere? Ci presentate voi o ci presentiamo da soli? Io faccio una brevissima presentazione che è un po' quello che le ho scritto stamattina su WhatsApp Sì, e dopo lei logicamente si presenta e presenta il suo maestro. perfetto. Anche perché io del maestro, a parte quello che sono andato a cercarmi su internet, non so, penso che sia meglio che lo presenti lei, Sì, che sì. sicuramente va bene. personalmente è più preparata del sottoscritto. Ok, perfetto. Ciao Gianni. Ma non parli tu, Ilenia? Un po' io e un po' il maestro. Per vostra fortuna. Oggi il maestro Ilenia, Sì! spiegami il simbolo, cosa significa questo saluto? Beh, chiediamo al maestro magari. Chiediamo il maestro. Sandra, Ti sentiamo, Sì, maestro. ciao, sì, ti ciao sentiamo. Sandra, mi senti? Sì, sì, ciao, ti sento, non ti vedo ma ti sento. Sì. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Allora, Cosa significa? questo è un saluto tipico taoista, Mhm. dove il pugno rappresenta il sole e la mano così rappresenta la luna. Wow. Quindi il sole e luna che si incontrano è yin e yang, ok? Ok, Questo grazie. è il significato più semplice, poi ci sono altri significati più importanti, ma diciamo quello che è più così, che colpisce più a tutte le persone è questa simbologia. Sono antichi, cioè ormai è utilizzato da sempre nel taoismo, ma non solo nel taoismo, il saluto tipico del cinese antico. Ottimo, grazie. Bene. Ferruccio, come stai? Bene, bene. Tutto a posto? Tutto bene, tutto bene. Maestro, approfitto e ti presento il mio amico Giovanni, che gli parlo sempre di te. Qual è? Giovanni, ti presento il mio Ciao. maestro, così lo vedi finalmente. Ciao. Grazie. Salve, buonasera. Gianni Festa. Ciao Gianni, Ciao, tutto bene? tutto bene? Com'è in quel del Trentino lì? C'è il sole, guarda. la neve? Beh, dopo 3 giorni di pioggia e adesso stiamo avendo una bella giornata, guarda, ti faccio vedere un po' dalla finestra del nostro balcone. Si è sciolta la neve? Sì, ormai non c'è più, Ormai sì, non so, però stiamo ancora avendo temperature abbastanza, come dire, basse. rigide. Però l'anno scorso, forse in questo periodo, c'era ancora un po' di neve, no? L'anno scorso è stato un maggio freddo. Ma guarda, io sono arrivato qui a Villabassa che era praticamente il 5 giugno Ah no, vabbè, allora non lo e sai. quindi non ho potuto, come dire, vivere di persona quel periodo. Però ormai la neve è rimasta solo in alta quota, ma dove vanno a sciare al Pla de Corone è tutta sciolta. Mm.
è rimasto qualcosina alle Tre Cime, e, sì, proprio su in alto dove ovviamente insomma non si scia. No. Eh sì, è un maggio caldo questo. Giù da voi, qui non ancora, guarda che fino a qualche Giù giorno da fa... voi, io sono in Lombardia, amica. Qui al lago Giù da voi. No, per loro è sempre giù. Per rispetto a loro eh. siamo al sud. Beh, se mi permettete, io sono ancora più sudista di voi. Io sono pugliese di origine, trapiantato e come adottato qui in Alto Adige. No, la settimana scorsa siamo stati a Bolzano, lì la temperatura era 25, invece qui a Villabassa era 12 gradi, giusto per rendervi l'idea. Beh sì, è più alto lì. Sì, qui siamo a 1200 metri di altitudine. Parleremo anche di questo, mi sa, col maestro oggi. Forse. Vediamo cos'è. Va bene, sono curioso. Anche del clima. Io sto sempre molto attenta. Guardo le nuvole, guardo il cielo, sento l'aria, sento il vento da dove arriva. Cerco di comunicare con le energie celesti. Come facevano i contadini una volta, no? Non avevano bisogno della meteo per sapere l'andamento. Guarda, io qua mi accorgo quando sta per piovere, quando i contadini praticamente, ovviamente, concimano, ecco, il terreno. Puntualmente il giorno dopo piove. Quindi appena li vedo con le loro, come dire, cisterne di concime biologico, ovviamente, difatti ci siamo fatti il naso, il giorno dopo, se non in serata stessa, piove. I contadini ancora ce l'hanno, se non sono quelli che fanno l'agricoltura intensiva. No, qua viene coltivato ovviamente prettamente sia, il fieno nasce in una maniera naturale e loro coltivano un sacco di mais e grano antico. Posso dirlo perché a me è capitata un'esperienza, purtroppo, meno male che è andata bene, mi sono capitati dei clienti l'anno scorso, un bambino che era celiaco, non è che ho la palla di vetro, sono venuti a pranzo, la mamma non mi ha detto guarda che il bambino ha questa diciamo esigenza, e io ho fatto l'ordine in cucina, meno male che lo chef aveva preparato della pasta fresca fatta da lui, con questa farina biologica che coltivano qua in zona, che si chiama la Reaper, e praticamente il bambino ha mangiato quella pasta. Io mi ero preoccupato perché poi alla fine la signora mi ha detto ma questa sa, mi ha detto, chiedo scusa, me lo dice dopo che ha finito di mangiare, come lo poteva dire prima, no? Sì, sarebbe meglio. Ed ero un po', come dire, preoccupato, però l'indomani mattina la mamma mi ha detto che il bambino non ha avuto nessunissimo tipo di problema. Quindi comunque era grano, comunque, non era... Sì, no, farina di grano, sarà sarà la coltivazione biologica, sarà il tipo di grano antico, quindi non le ha creato nessun problema. No, qua veramente fanno... io vicino a casa c'è un allevamento di galline a terra all'aperto, a differenza, per carità, voi siete dottori, io mi occupo della somministrazione del cibo. Vedo che qua la gente mangia burro, mangia pane, ma sono magrissimi qua in zona. Questo è interessante, ma perché il clima è diverso. Questo è perché in montagna il burro ha un senso. Sì, diciamo le temperature dovrebbe essere un tema. Mi dispiace interrompere questa disquisizione prego. Mi sa che è giunta nutrizionistica, anche perché sennò cominceremo a parlare del grano del senatore Cappelli e tutte queste cose qua. Dai. Buonasera a tutti, ringrazio le persone. Buonasera. Stasera abbiamo una puntata, oserei dire, speciale, visto che è la prima puntata legata a un tema scientifico dove ci sono due relatori. Abbiamo con noi la dottoressa Ilenia Spallino e il suo maestro, il monaco taoista Marco Montagnani. Il titolo della serata è Medicina preventiva e longevità, il punto di vista della Cina antica. Ricordo a tutti di spegnere per cortesia i microfoni tranne i due relatori in modo che non ci siano meno interferenze possibili, e ricordo anche che terminata l'esposizione ci sarà tempo
e modo per qualsiasi dibattito. Grazie e buona serata. Grazie. Prego, dottoressa. Buonasera, grazie Giuseppe. Allora, io sono Ilenia Spallino, come diceva Giuseppe Biasi, e faccio di mestiere, faccio il medico. Sono specialista in medicina interna e medicina d'urgenza, però ormai da 5 anni mi occupo esclusivamente di agopuntura. Materia che studio da quando ero piccola, da quando avevo 15 anni, poi ovviamente non capivo nulla all'inizio. Poi ho iniziato a studiare con degli insegnanti, con dei maestri, e sono adesso anch'io insegnante di agopuntura. E stasera ho invitato insieme a me il maestro Montagnani. Vi ho fatto un regalo e mi sono fatta anche un regalo di invitare il maestro Marco Montagnani, che è un monaco taoista, come ha detto Giuseppe Biasi, è un monaco taoista della tradizione delle nuvole purpuree, una tradizione molto antica. Lui ha iniziato proprio da piccolino la sua carriera nei monasteri del Wudang in Cina. Poi magari se avete delle curiosità potete fare voi stessi delle domande. Comunque quello che c'è da sapere è che i monaci in Cina vengono addestrati non solo chiaramente all'aspetto filosofico, ma vengono addestrati anche alla medicina. Poi ci sono le varie specializzazioni, però tutti vengono addestrati alla medicina, vengono addestrati alle arti marziali, che forse c'è qualcuno di voi qui, essendo un'associazione sportiva, magari c'è anche qualcuno che si occupa di arti marziali, vengono addestrati al Qigong, vengono addestrati alla fitoterapia, eccetera. Quindi hanno una formazione enorme, immensa e profondissima, che ha le radici veramente nell'antichità, che si perde proprio nella notte dei tempi. Quindi è veramente un regalo che ci stiamo facendo stasera. Io farò una breve introduzione sulla parte che volevo discutere. Dopodiché darò la parola a Marco Montagnani e poi potete farci le domande sul tema che discutiamo stasera. Quello che vorrei cercare stasera insieme a Marco, al mio maestro, di lasciarvi è il concetto di salute, non come siamo abituati a pensarla noi, cioè ci ammaliamo e andiamo dal dottore. La salute è qualcosa di fondo, che va coltivata giorno per giorno. Lo so che è una cosa che avete sentito dire, ormai se ne parla ovunque, anche in televisione, eccetera, però non c'è molta cultura sul come si fa questa cosa, come si fa effettivamente a coltivare la propria salute giorno per giorno. Gli antichi questa cosa la sapevano bene e quindi prenderemo spunto io prenderò spunto da un testo antico che è il Sowen, che ho qui, dove al capitolo 1 si parla proprio di questa cosa qui e poi su quello costruiremo la nostra chiacchierata. Per me è fondamentale questa cosa. Io come medico vorrei non lavorare, nel senso non vorrei fare il medico, non vorrei poter fare altro, vorrei che tutti stessero bene in salute e non avessero mai bisogno di curarsi. Anticamente in Cina il medico serviva quando si stava bene, cioè era colui che manteneva la salute del villaggio o dell'imperatore. Quando qualcuno nel villaggio si ammalava, il medico veniva cacciato. Se invece si trattava del medico dell'imperatore, se si ammalava l'imperatore, il medico veniva ucciso. Quindi era qualcosa la prevenzione era qualcosa di veramente sentito. Adesso, oggi più che mai, dobbiamo, secondo me, puntare tutto sulla prevenzione, che non è lo screening, va bene lo screening, eccetera, però la vera prevenzione si fa prendendo nelle proprie mani la salute.
Come si fa? Conoscendo alcune regole. Alcune le stiamo già imparando, per esempio le regole alimentari, adesso finalmente se ne parla un po' di più, però ancora non è abbastanza e comunque non c'è soltanto quello. Io inizierei, se magari faccio un accenno sul C, in modo che si capisce un po' il tema, perché non vedo i visi, quindi non posso chiedervi di darmi un cenno se tutti sapete cos'è il C, se non lo sapete, lo spiego in 2 parole. Allora, in 2 parole, perché veramente è una delle cose più complicate da spiegare. Il C dovete immaginare che io non mi piace tradurlo perché energia può essere frainteso, quindi preferisco utilizzare la parola C. Il C è quella o Ki, come lo chiamano i giapponesi, se c'è qualche karateka, visto che ne parlavamo prima, è la stessa cosa. Il C è quella sostanza, tra virgolette, che permea ogni cosa. È il fondamento di ogni cosa che esiste. Tutto ciò che esiste è C. Poi il C può prendere varie forme, dall'osso del corpo umano fino all'aria che respiriamo. È tutto C. In base poi alla forma che assume, alle caratteristiche, alle funzioni che ha, gli diamo diversi nomi. Se voi avete qualche idea di come è fatto l'atomo, c'è un nucleo e poi ci sono dove ci sono i protoni e i neutroni e poi ci sono gli elettroni che gli girano intorno. Una volta si pensava che questo spazio enorme che c'è tra il nucleo e l'elettrone fosse vuoto. In realtà questo non è un vuoto, ma è un flusso di energia in continuo mutamento ed è esattamente la stessa, il 99, quasi 99% dell'atomo è vuoto. Siccome noi siamo fatti di molecole che a loro volta sono fatte di atomi, noi siamo per il 99,99% vuoti. Ma questo vuoto non è il vuoto, è il C. Ed è un vuoto che ha poi quello che si dice anche nella filosofia cinese, che ha le infinite possibilità. Questo vuoto, quindi, adesso anche la fisica moderna lo ha evidenziato, è un'energia in continuo mutamento, in continuo flusso. Questo è il C. Poi, come dicevamo, appunto, in base alle funzioni, alle caratteristiche che ha, cambia nome. Oggi parleremo di 2 fondamentali tipi di C, visto che dobbiamo parlare di longevità, che sono la UNC, che è l'energia, un pacchetto di energia con cui nasciamo. Cioè, noi alla nascita, ve lo dico proprio molto in breve, ci viene data questa dotazione, questo pacchetto. Questa energia che noi riceviamo non si può ripristinare e ha un andamento, diciamo, parte dal suo massimo e poi piano piano nella vita scende. Quando si esaurisce moriamo. Questa UNC noi la possiamo però, è vero non la possiamo ripristinare, però noi la possiamo sostenere. Se noi la sosteniamo, questa linea, invece di fare così, magari fa così o fa così. Quindi moriamo più in là. Oggi si sa, ormai è scientifico, siamo fatti per vivere all'incirca 100, addirittura 120 anni. Quindi quando noi abbiamo un'età media in Italia di 80 anni, siamo ancora indietro rispetto alla aspettativa che potrebbe raggiungere l'essere umano se vivesse mantenendo questa UNC. Come si fa a mantenere la UNC? Si fa nutrendosi, che non significa solo il cibo, la nutrizione. Adesso vi dico qualcosina in più su cosa significa nutrizione, nutrendosi in modo da non consumarla questa UNC. Perché noi, quando il corpo si ritrova in difficoltà e non ha l'energia, per esempio, se mangiamo un panino
adesso un panino, un hamburger e patatine fritte, non ci stiamo nutrendo, stiamo intossicando il corpo, e quindi il corpo, per purificarsi da quello che stiamo mangiando, deve utilizzare l'energia che ha a disposizione, quindi va ad esaurire quella che ci serve per mantenerci in vita sani e a lungo. Quella che noi prendiamo come nutrimento si chiama INC in generale, è costituita sia dalla parte alimentare, quindi lì oggi chiaramente non parleremo di alimentazione in modo approfondito, ma chiaramente l'alimentazione è fondamentale, ma è anche la nutrizione che si ha a livello emotivo, intellettuale e spirituale. La nutrizione è un complesso di eventi, diciamo. Un'altra cosa importante da dire della nutrizione è che noi non ci nutriamo soltanto di cibo e appunto anche di intelletto, di emozioni, di spiritualità, ma ci nutriamo anche attraverso il respiro, con l'aria, e attraverso il sonno che è, diciamo, il riposo adeguato e corretto, è quello che serve poi a riciclare l'energia che non abbiamo utilizzato durante il giorno. Quindi il nutrimento avviene attraverso il cibo, la respirazione e il sano riposo. Dico queste cose perché poi, quando parleremo appunto di cosa facevano gli antichi per vivere a lungo, questi concetti sono fondamentali. Quindi noi dobbiamo, ogni volta che respiriamo, dobbiamo pensare che ci stiamo nutrendo, come fanno gli alberi, che prendono dalle foglie l'ossigeno e dalle radici il nutrimento dalla terra. Noi siamo come degli alberi, ci nutriamo dal cielo e dalla terra. E così, quando noi mangiamo, per esempio guardando il telegiornale, dobbiamo sapere che mentre ci nutriamo di cibo, ci stiamo nutrendo anche delle informazioni che riceviamo, delle emozioni che riceviamo. Questo è fondamentale. Quindi, detto questo, io passo all'introduzione di questo libro, che dà poi il via a quello che ci spiegherà il maestro Montagnani a proposito proprio della longevità. Questo libro è uno dei testi antichi della medicina cinese, scritto si ritiene durante la dinastia Han, insomma circa 2000 anni fa. È scritto come un dialogo tra l'imperatore giallo e il suo medico Cibo. Entrambi sono personaggi mitologici, non si sa bene se siano esistiti veramente. Comunque il primo capitolo inizia proprio così, quando l'imperatore giallo chiede al suo medico, adesso scusate, lo trovo, chiede al suo medico, eccolo qua, chiede così: gli uomini dell'alta antichità passavano 100 primavere ed autunni, cioè vivevano oltre 100 anni, senza declino della loro attività, cioè vivevano sani, longevità in salute, come si dice adesso. Però gli uomini oggigiorno, a metà strada dei 100 anni, hanno tutti un declino della loro attività. Le circostanze sarebbero cambiate o non sarebbe questo colpa degli uomini? E Cibo risponde: maestro, leggo io e poi tu parli su quello? Ok, quindi l'imperatore giallo interroga e dice: ma come mai gli antichi vivevano 100 anni e non si ammalavano, e noi invece adesso a 50 anni iniziamo il nostro declino? Cibo risponde: gli uomini dell'alta antichità erano osservanti del Dao, si regolavano secondo lo Yin e lo Yang e raggiungevano l'armonia con le pratiche dei numeri, bevevano e mangiavano con misura, lavoravano e si riposavano con regolarità, non si estenuavano in attività sconsiderate,
potendo così mantenere l'unione del corpo e degli spiriti, arrivavano alla fine dell'età naturale e centenari se ne andavano. Ecco, maestro, spiegaci. Ok, allora è importante valutare quello che hai appena detto, Elenia, perché hai giustamente parlato anche in maniera, sono anche molto, molto soddisfatto di sentirti parlare, perché riconosco tante cose che abbiamo fatto insieme, tante lezioni, tante cose che dici, le hai veramente assimilate. Ma c'è una cosa importante da dire, molto importante, che noi dobbiamo considerarci come un involucro, come una specie di serbatoio, ed è giusto tutto quello che veniva letto in questo momento e che Ilenia ha elencato, cioè il fatto che ci sono delle fonti attraverso cui noi riempiamo costantemente questo serbatoio. Giustamente il respiro, giustamente il cibo, le due fonti principali diciamo di continuo ricambio di questa energia. E poi il riposo non inserisce energia ma la fa risparmiare, la fa recuperare, la fa ottimizzare, quindi arriviamo al mattino dopo con un'energia, diciamo, che è stata accumulata durante la notte. E questa è la parte, definiamola, di entrata. Ma nel primo capitolo, quello che hai appena letto, Ilenia, si parla anche che gli uomini, gli antichi, seguivano le leggi del Tao, quello che noi oggi chiamiamo Tianqi o Tiantao. Sono delle particolari regole in cui noi dobbiamo cercare di stare attenti. È la società ed è anche la memoria, la mente, le funzioni che ci portano a fare questo, a uscire dalle regole, perché è un gioco molto semplice, è il famoso gioco di dare e avere. Noi dobbiamo considerare un recipiente dove da una parte entra del liquido e da una parte ne esce. Il problema dove sta? È che ovviamente se la quantità del liquido che esce è più o meno uguale a quella che entra, il livello rimane più o meno costante. Ovviamente se la quantità di acqua che esce è maggiore di quella che entra, è ovvio che ci sarà una riduzione di questa energia. E allora cosa fare? Se da una parte è importantissimo e fondamentale le regole del respiro, le tecniche del respiro, la giusta alimentazione, il giusto movimento, il giusto riposo, dall'altra parte bisogna saper leggere le leggi del Tao, del cielo, e imparare a fare che cosa? A ottimizzare la spesa, cioè a ridurre l'energia che perdiamo. E dov'è che la perdiamo? Nel modo più assoluto, perché poi la perdiamo in tantissime parti. Se dovessimo vedere veramente quel serbatoio come è realmente, sarebbe un colabrodo. Ci sarebbero fori dappertutto, fori più grandi, fiori più piccoli, dove noi durante l'arco della quotidianità della giornata perdiamo la nostra energia. Ma a me interessa il foro più grosso, quello che ci fa perdere più energia di tutti, e sono le emozioni. Tutti gli stati d'animo che noi proviamo, indistintamente che siano positivi o negativi, tutti gli stati d'animo bruciano una quantità di energia incredibile che noi neppure ci rendiamo conto. E allora quando si legge nel primo capitolo di questo antico testo il fatto che questi uomini antichi seguivano la legge dei numeri, e quindi seguivano i numeri, è inteso come un rapporto di entrata e di uscita, tutto è relativo a, e infatti si parla, lavoravano un po' e giustamente si riposavano, ok? Ci sono dei rapporti precisi tra un'azione, l'attività e la passività, l'azione e il riposo. Questi numeri, intesi come queste fasi, sono importanti come lo sono, per esempio, le fasi di giorno e di notte durante l'arco delle 24 ore, oppure le fasi delle stagioni durante l'arco dell'anno. Questi numeri, cioè questi cicli, sono importanti perché determinano la possibilità di un recupero. E allora cosa succede? Succede che se noi
spendiamo troppo durante l'arco della giornata in emozioni perché per una serie di motivi anche di tipo di società, di educazione, di tanto altro, non riusciamo a gestire bene le nostre emozioni, noi a fine giornata abbiamo consumato più energia nelle emozioni di quante ne abbiamo consumata nel lavoro fisico. E allora che succede? E magari uno sta in coda in macchina, ha fretta di arrivare al lavoro da qualche altra parte, solo l'ansia, l'agitazione che prova a stare lì, guardare il telefono, guardare l'orario, cercare di arrivare, solo lì, eppure è seduto e teoricamente dovrebbe consumare abbastanza poco da un punto di vista proprio fisico, in realtà se potessimo guardare quanta energia sta consumando a livello energetico è incredibile. Ma la cosa più assurda, e che è quasi una barzelletta, qual è? È il fatto che quando stiamo male, cioè quando noi siamo ansiosi, spaventati, arrabbiati, impauriti, tutti quegli stati d'animo lì, noi permettiamo al nostro organismo di prendere la nostra energia, quella messa da parte con dura fatica, col mangiare corretto, ammesso che uno mangi correttamente, tutto il resto con la respirazione. Prendiamo quell'energia lì e la trasformiamo nello stato d'animo negativo. Quindi otteniamo due cose negative. La prima è che stiamo male, perché uno sta male perché è triste, uno sta male perché è arrabbiato, uno sta male perché è ansioso, quindi non sta neanche bene. E in più paga a caro prezzo quello stato d'animo consumando il suo C e quindi poi invecchiando giustamente come dicevi tu. Quindi quando si parla della prima regola o del primo capitolo, si parla, lì è messo in evidenza molto il rapporto che l'uomo dovrebbe avere con l'ambiente e quindi avere un rapporto di perfetto armonia e scambio, ecco i numeri, tanto dare, tanto ricevere, quindi uno scambio un po' come le onde del mare che vanno e tornano e devono avere un tempo per andare e un tempo per tornare, non possono solo andare, altrimenti c'è solo un consumo. Noi invece in questa società corriamo sempre, corriamo perché dobbiamo rincorrere sempre qualcosa, a fine della giornata ci manca il tempo. E tutto questo correre ci porta a stare in stato di ansia, che poi, tra virgolette, ci sbalza anche il ritmo respiratorio, ma a parte questo, mangiamo in maniera non corretta e soprattutto, appunto, proviamo una emozione dietro l'altra. La rabbia per un lavoro, l'ansia per un'altra cosa, la preoccupazione per un'altra, la paura per un'altra. E quindi a fine giornata abbiamo consumato più energia in queste diciamo, direzioni rispetto a quelle che consumeremmo veramente lavorando fisicamente. Pensate che un'ora, vi sto dicendo dei numeri così a caso, proprio per farvi capire, un'ora di ansia, quindi una persona che sta un'ora in stato di agitazione, di ansia, consuma tanto C, cioè tanta energia vitale, quanto metà della giornata. Ok? Cioè con la stessa energia potrebbe tranquillamente lavorare metà della giornata senza sentire stanchezza. Quindi pensate quanto consumiamo. Ecco perché poi è ovvio che arriviamo a un certo punto e invecchiamo prima o invecchiamo male, perché uno può anche durare tanti anni, ma se è tutto rotto, cioè qui il problema è anche invecchiare con un certo tipo di energia. Ti va bene la risposta così? Mi va benissimo, maestro. E poi volevo se ti va, anche spendere due parole se vuoi, spendere due parole anche sull'armonizzazione rispetto allo yin e lo yang, se vuoi dirci qualcosa di più, che cosa significa questa cosa? Sì, a me interessa molto uno scambio con te, quindi faccio per lasciarti anche un po' di spazio perché tu possa intervenire. Comunque, il concetto è quando noi ci dobbiamo considerare come degli ospiti che entrano in un ambiente, che è la natura. Noi siamo in qualche modo, dobbiamo entrarci in punta di piedi. La natura
è la nostra casa, anche se poi non la consideriamo così. E quindi non ci rendiamo conto che ci sono dei meccanismi più grandi di noi che funzionano da sempre così. E il Tao, cioè il grande libro del Tao e la filosofia del Tao, parla anche di una frase importante in cui nomina che il microcosmo riflette il macrocosmo, cioè le grandi funzioni dell'universo, del cielo, della terra, cose più grandi di noi, sono riflesse da situazioni di esseri più piccoli come siamo noi, come possono essere gli animali o le piante, cioè le stesse cose, le stesse leggi possono essere ritrovate nell'osservazione di una foglia, del corpo umano, di un animale e così via. Sono le stesse regole che ci sono poi in grande. E allora bisogna renderci conto che cosa significa tutto questo. Significa che se tutte le regole sono uguali, diventa importante che noi impariamo ad armonizzarci con esse. È abbastanza semplice. Prima si parlava dei contadini che erano in connessione spontanea, non avevano studiato, ma erano divenuti in connessione spontanea con che cosa? Con i ritmi delle stagioni, e quindi riuscivano a percepire cose. Il montanaro che vive in montagna o il marinaio che vive in mare entra in perfetta sinergia col tempo, con il vento, e riesce a percepire le variazioni che ci sono nell'aria ancora prima che si manifestino. E questo perché? Perché è entrato in armonia con queste leggi. E allora, se pensiamo per esempio ai flussi che la rotazione della Luna fa intorno alla Terra, quindi andiamo in cose piccole, non importa andare nell'universo a cercare chissà quale galassia, ma basta prendere il rapporto tra il nostro satellite, la Luna, con la Terra, e vedere che come la Luna muove l'acqua sulla Terra, muove l'acqua dentro le piante, muove l'acqua dentro gli esseri umani e i liquidi. Quindi tutto si muove in una perfetta sinergia. Quando in inverno le nostre piante, i nostri alberi, i nostri animali vanno in letargo, o le piante perdono le foglie e vanno a riposare, alcuni dei nostri organi vanno in riposo, lavorano al minimo energetico. Quando arriva per esempio la primavera, come è arrivata da poco, e le gemme si risvegliano, gli animali escono dal letargo, ci sono degli organi, in questo caso specifico il fegato, ma comunque in altre stagioni, che nascono di nuovo, che fioriscono, che arrivano in superficie. Quindi il microcosmo riflette il macrocosmo, ciò che avviene fuori avviene dentro e viceversa. E allora è ovvio che se fuori è inverno, noi automaticamente dobbiamo pensare che anche dentro arriverà l'inverno, e come tale dovremo cambiare delle abitudini alimentari, abitudini di movimento, abitudini di tante cose. Idem, la stessa cosa se quando arriverà l'eccesso di calore, se fuori è caldo ed estate, anche dentro piano piano avverrà questo. E quindi riuscire ad armonizzare e fare in maniera che, malgrado le variazioni, caldo, freddo o altri tipi di variazioni, si riesca a mantenere sempre un equilibrio, quindi la via di mezzo tra queste due energie, quindi caldo-freddo, notte-giorno, così via, è poi il fondamento del taoismo, cioè quello di rimanere sempre in equilibrio, cercando di non andare mai in eccesso né nell'una né nell'altra direzione. Ecco, maestro, su questo io ci tengo molto, perché la nostra abitudine, soprattutto in Occidente, ma ormai anche in Oriente, è quella di vivere sempre allo stesso modo. Gli orari di lavoro sono gli stessi d'estate come d'inverno, quindi la mattina ci si sveglia sempre allo stesso orario, sia che sia estate, sia che sia inverno. Si fanno le stesse ore di lavoro, sia a parte le vacanze ovviamente, però questi ritmi che ci dà diciamo, la società, diciamo, in generale, sono completamente disconnessi, totalmente disconnessi dalla natura. Ecco perché anche qui spesso ci ammaliamo, ci sono le malattie stagionali, ci sono le malattie dei cambi stagione, ci sono tutta una serie poi anche di problemi cronici che si generano
a causa di questo. Questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, ma che è veramente difficile da poter applicare nella vita che facciamo. Hai qualche suggerimento? Sì, allora, suggerimenti il Tao ce ne dà veramente tanti in questo senso. Uno dei primi suggerimenti che dovremmo fare è imparare a ascoltare di più ciò che accade intorno a noi, perché in realtà, come dicevo prima, i nostri vecchi, cioè le persone che vivevano più a contatto con la natura, semplicemente perché il loro lavoro era quello, la vita di quel tempo era quella, li portava ad avere un rapporto talmente diciamo diretto con questi ritmi, con queste cose, che loro percepivano inconsciamente tutta una serie di necessità. Io a volte tuttora rimango sbalordito da come nei tempi antichi si possano essere scoperte delle cose grazie a queste osservazioni empiriche e a queste percezioni, che noi oggi ne siamo lontanissimi pur essendo ultra specializzati. E questo è causato da un motivo molto semplice, è l'ascolto. È l'ascolto che abbiamo perso. Noi siamo più distratti da altre cose, dalle cose che ci fanno perdere il senso della vita, e quindi siamo distratti appunto dagli impegni di lavoro, siamo distratti dalla televisione, da internet, da tutte le cose che dobbiamo rincorrere dalla mattina alla sera, da tutti i vari problemi che la società, il sistema e tutto ci propina, e a fine della giornata non riusciamo, non ci avanza il tempo per ascoltare. Per ascoltare che cosa? Noi stessi e ciò che accade intorno a noi. E giustamente, come dicevi tu, uno arriva alla sera, inverno ed estate, fa le stesse cose, non si accorge neanche che è cambiato qualcosa, se non quando arriva i giorni delle ferie, dice allora siamo in ferie, perché se no è tutto uguale, accende il televisore alle stesse orari, magari arriva al lavoro, se è caldo accende l'aria condizionata, se è freddo accende il riscaldamento, però poi fa sempre le stesse cose. In quel modo si perdono questi ritmi e si perde la capacità di ascolto. Si perde una capacità di ascolto così importante da addirittura mangiare, comportarsi in un modo che è teoricamente opposto completamente alla funzione dell'organismo, ma non ce ne accorgiamo. In realtà l'organismo, quando facciamo queste cose, ci manda dei messaggi, ma ce li manda in un modo sottile, in un modo come funziona l'organismo, e quindi se noi non siamo attenti a questo cambiamento, a questo messaggio che il nostro organismo ci manda, e siamo distratti da altre cose, non lo ascoltiamo, e quindi magari mangiamo o facciamo cose quando il nostro organismo ci sta dicendo no, non lo fare. Sarebbe sufficiente perdere tra virgolette, dedicare un po' più tempo all'ascolto di noi stessi e dell'ambiente, togliendolo, non dico dal lavoro, non dico dalle cose più importanti, ma dalle cose futili che magari hanno veramente un senso irrisorio nella vita, togliere un po' di quello spazio e dedicarsi a quello che comunemente nel taoismo si chiama meditazione, ma senza arrivare a pratiche complesse, difficili, tecniche, respiratorie, cose del genere, sarebbe sufficiente chiudersi in una stanza, in un posto tranquilli, dove non abbiamo stimoli appunto di telefoni o di cellulari, di televisione e cose altre, e prenderci quel 30 minuti, 20 minuti di tempo per stare in silenzio, ad occhi chiusi, ma senza dormire, in ascolto totale di sé. E questo sarebbe una cosa molto importante, solo che questa società considera questo tempo buttato. Non considera il tempo buttato a stare a chattare su il telefonino, a guardare, che so io, YouTube o altre cose. Quello non lo considera un tempo buttato. Considera un tempo buttato stare fermi, immobili, in silenzio, ad occhi chiusi, ad ascoltarsi. E invece è importantissimo, ed è per questo che tanti problemi avvengono, perché nessuno lo fa. Invece questo è un riappacificarsi con sé, è un ritornare sempre all'origine, è un accorgersi quando ci stiamo allentando e allontanando da un tutt'uno. Noi siamo
dovremmo essere un qualcosa di indivisibile, un individuo diciamo, un qualcosa di unico. E quando tutte queste cose, questi problemi della vita, i pensieri e così via, ci prendono, ci frammentiamo durante l'arco della giornata e cosa succede? Tu stai facendo una cosa e magari la tua mente ne pensa altre due. E quindi nello stesso momento sei diviso in 3 pezzi. Stai facendo una cosa e stai pensando a dove stai andando o a quello che è successo prima e così via. Una persona non riesce ad essere un tutt'uno, un'unione mente-corpo. E allora durante la giornata è molto difficile farlo, anche se è possibile, sono le pratiche taoiste insegnano a riuscire a mantenere l'unione mente-corpo anche durante i lavori, durante qualsiasi cosa, magari anche durante una conversazione come questa. E però se uno non è ancora in grado di fare questo, sarebbe sufficiente che si prendesse un po' di spazio per sé, quei 20 minuti, non per dire adesso mi butto sul divano e dormo, non in quel senso, dopo può riposare, ma adesso ritrovo me stesso, adesso mi ritrovo, ritiro tutte le corde all'interno del mio organismo e mi riascolto nella mia totalità. Se fosse così, allora succederebbe anche che l'uomo, quando si avvicina per esempio a dei cibi, a delle cose, immediatamente, essendo più in contatto con se stesso, percepisce immediatamente, sotto proprio come uno stimolo, a non mangiare un certo tipo di cibo e esserne attratto da un altro, cosa che per gli animali è abbastanza normale. Ci sono cibi che gli animali appena si avvicinano, soprattutto se sono velenosi o se sono cibi di un certo tipo, non li mangiano neanche in natura. L'uomo non si accorge di questo. Se l'acqua è avvelenata, un animale si avvicina e non la beve, l'uomo va lì e la beve, perché non se ne è accorto, ma non se ne è accorto non perché non ha studiato, è perché è semplicemente lontano da se stesso, perché se fosse vicino a sé se ne accorgerebbe nello stesso modo in cui se ne accorgono gli animali. Quindi imparare a dire di no a certe cose, a certi alimenti, a certe abitudini sciocche, in cui nel momento stesso in cui ci vengono proposte o ci imbattiamo in queste circostanze, la mente gioisce perché si distrae e il corpo è come se dicesse no, non ne ho bisogno di questo, per favore no. E noi glielo facciamo fare perché non ascoltiamo questo. Riuscire, appunto, il consiglio che io do è quello, da una parte che ho detto prima, cercare di imparare a gestire meglio le emozioni. E lì si può fare molto con la respirazione e con un po' lo studio della filosofia, che poi fondamentalmente è quello che facciamo con i corsi insieme a te, Ilenia, e a Ferruccio. Però dall'altra parte è importante l'aspetto anche di capire che dobbiamo anche porci in un ascolto, in una sorta di posizione diversa, ascoltare noi e ascoltare l'ambiente intorno e sentire, come dicevi te all'inizio di questo incontro, quando hai detto io ascolto il vento, io guardo fuori la giornata. È importante questo, è importante rendersene conto, perché la nostra giornata, quella giornata, il cuore dentro il nostro petto batte per noi, i polmoni respirano per noi, quella è una giornata che è stata dedicata a noi, la vita la dedica a noi. Noi non possiamo perderla di vista. Troppe volte noi corriamo così tanto e non ci accorgiamo della cosa più importante, della vita stessa di quel giorno. E quindi la vita ci passa ed è quella cosa che passa quando noi siamo distratti a fare altre cose. Non va bene così. Quindi dovremo sviluppare di più la capacità di ascolto. A proposito di questo, maestro, ti ringrazio che l'hai detto. Adesso c'è anche finalmente c'è anche molta letteratura scientifica a proposito dell'ascolto di sé, della pratica della consapevolezza, per esempio. Ma dati scientifici così forti, così importanti, che se la consapevolezza fosse un farmaco, sarebbe nelle linee guida di qualsiasi cosa, cioè nelle linee guida dell'essere umano, del vivere. E in effetti questa cosa che dice il maestro è una cosa che si può fare, anche se non si è maestri taoisti, nel senso che quei 20 minuti, quella mezz'ora al giorno, veramente ci rimette in connessione,
Sembra quasi poco, uno dice sì, vabbè, figurati se 20 minuti al giorno, no? Chi magari non ha mai sperimentato questa cosa e dice sì, però io ogni giorno alle 8 devo entrare in ufficio, e invece anche se ogni giorno alle 8 devi entrare in ufficio, se tu fai quei 20 minuti, quella mezz'ora, nel tempo, veramente si entra in contatto, in profondità con se stessi. Non c'è bisogno di vivere sull'Himalaya o sul Wudang per riuscire a trovare questa armonia. Veramente noi ce l'abbiamo dentro quella vocina che ci dice non mangiare il gelato a dicembre. Io invece ho una gelateria qua sotto casa e vedo gente che mangia il gelato a dicembre. Io mi sento morire solo a guardarli, però un sacco di gente lo fa. Quindi, ma veramente questa cosa, io lo dico da sperimentatrice, cioè io non vivo nel Wudang, neanche il maestro, vero che lui è un monaco, però non vive nel Wudang, vive nella società, eppure riesce ad armonizzarsi. E veramente, cioè, il mio invito, io voglio sottolineare questa cosa, se non lo state già facendo, fatelo, perché vi cambia la vita veramente. Questo è forse almeno il messaggio più importante che se riusciamo a farlo passare almeno a una persona di voi è già un grande traguardo, secondo me. Io un po' di anni fa, un bel po' di anni fa, circa una decina di anni fa, io quando insegnavo ai miei allievi, insegnavo molto la pratica dei mantra, dicendo che era una grandissima terapia, perché sì, perché lo è. Oggi la scienza ha scoperto la capacità, l'enorme capacità che i mantra e quindi le vibrazioni hanno, insieme alla meditazione, addirittura sulla modificazione delle funzioni dei geni. Quindi la capacità di modificare i geni grazie a questa cosa. E oggi è scienza, è stato spiegato. Quindi lo stesso discorso vale per quei 20 minuti di ascolto di sé, che uno non deve fare niente, non deve imparare niente, deve solo riuscire a non addormentarsi e stare 20 minuti in silenzio in ascolto di sé ad occhi chiusi. Lo può fare anche la sera, non importa lo faccia al mattino per andare al lavoro, lo può fare anche la sera quando torna, però dedicarsi a questo è un qualcosa che i primi giorni ovviamente nessuno si accorge di niente, ma dopo un po' si accorge che qualcosa avviene dentro, è un qualcosa di importante, perché ritrovi te stesso. Un'altra cosa appunto importante sarebbe la mantrizzazione, cioè la capacità di utilizzare mantra anche semplici o tecniche respiratorie semplici, perché permettono di far rispondere i nostri geni in un determinato modo anziché in un altro modo. Perché non fare un mantra o non fare una respirazione per noi è semplice, non la faccio e quindi va tutto bene, ma non ci rendiamo conto che se da una parte non facciamo quelle cose, nello stesso tempo però ne facciamo altre, cioè facciamo altri mantra che non ci accorgiamo, che sono quelli che dicevo prima, il respirare con ansia, respirare con rabbia, respirare, ok? Tutti quelli, anche se non mantrizziamo in senso vocale, ma sono dei cambiamenti di ritmi interni che sono dei mantra al negativo. Quindi se noi facciamo dei mantra al negativo, noi chiediamo ai nostri geni di attivarsi al negativo. Se noi invece facciamo dei mantra, degli esercizi al positivo, otteniamo l'effetto inverso. Quindi non basta dire ma io non lo faccio quello, e allora almeno dovresti smettere di fare anche l'altro, perché se no da una parte non fai una cosa ma dall'altra parte fai il suo negativo, perché quello si fa in automatico, semplicemente arrabbiandosi, semplicemente stando agitati, ok? E la maggioranza delle persone non è in grado di governare i suoi stati d'animo. E questo è un grande danno per la salute, perché non governare i propri stati d'animo significa essere alla mercé di tutti questi sbalzi costanti. Immaginate un po' quando la rete domestica, quindi l'Enel per capirci, ci sono gli sbalzi di corrente, avete presente? Se avete delle apparecchiature piuttosto sensibili, come possono essere dei computer o altre cose, magari si spengono, poi si riaccendono, alcune i neon si spengono, poi si riaccendono dopo un po', perché
Non è andata via del tutto la luce, però c'è stato degli sbalzi. Ecco, immaginate che i nostri organi, costantemente connessi con una funzione elettrica, chiamiamola così, energetica sarebbe, ma insomma, devono funzionare con un flusso costante, armonico, ok? Perché non invecchiano. Invece costantemente dalla mattina alla sera abbiamo sbalzi, picchi, sbalzi continuamente. E quando perché siamo arrabbiati, e quando siamo di fretta, e quando siamo preoccupati, e quando siamo ansiosi, ok? Tutte queste cose fanno sbalzare continuamente. Questi organi, se avessero dei salvavita, scatterebbero di continuo. Bisognerebbe sempre andare a ritirare su questi interruttori. Per fortuna non funziona così, ma non ce ne accorgiamo, i nostri organi soffrono. E soprattutto, torno a ripetere, quello che è la cosa peggiore è quell'evento silente che noi non ci accorgiamo. Cioè ogni volta ci sono questi picchi e questi salvavita scattano, vanno a dare dei colpi non indifferenti ai nostri geni, che qualche volta rimangono immobili, qualche volta reagiscono. E ci sono dei geni soppressori, dei geni che lavorano in un certo modo, che vengono poi, a forza di fare così, stimolati a reagire. Okay? E poi ci troviamo in delle situazioni, in delle malattie, semplicemente perché abbiamo permesso ai nostri stati d'animo di avere tutti questi sbalzi. E uno se ne accorge solo quando poi c'ha la malattia e è malato e vorrebbe tornare indietro. E invece, come diceva Ilenia prima, è molto meglio la prevenzione. Quindi quel tempo non è perso. Toglietelo da... ognuno di noi può togliere 10-20 minuti dalle attività se vuole, perché se vuole le trova. Anche la sera tornato dal lavoro, anche la sera prima di andare a letto, non è necessariamente svegliarsi mezz'ora prima al mattino. Però dedicategli quel tempo, toglietelo dalle cose inutili, perché è quella la salute. Io sono d'accordissima. Adesso non so se chiediamo ai nostri ospiti, è il tempo delle domande, cosa... Ci Sì, sono alcune domande. ok. Allora, a parte i saluti di Gianni Festa, Sì. c'è Monica Garibbo che le chiede, o vi chiede, gli anziani, vedi i nostri nonni e anche bisnonni, morivano molto più giovani, pur essendo in armonia, vedi braccianti affine. Come si spiega? Lo dico io o lo dici tu? Sì, vai maestro, sì, rispondi tu. Allora, è proprio questo il problema, perché i nostri nonni purtroppo erano in armonia per quello che riguarda alcuni aspetti, cioè erano in armonia, nel senso avevano delle circostanze di vita in cui potevano appunto riuscire a percepire meglio, che so io, il tempo, come si diceva prima, quindi riuscivano e ci hanno tramandato tanti segreti, tante cose meravigliose che oggi stiamo perdendo purtroppo. Ma avevano tanti altri problemi, perché la loro vita non era basata su regole come quelle magari del taoismo o di altre discipline in cui si insegna anche tutte le altre cose. Loro morivano anche perché non c'erano gli antibiotici, per esempio, e morivano perché dalla mattina alla sera facevano delle cose incredibili, lavoravano in un certo modo. Cioè, qui non si sta parlando che è sufficiente stare nel mezzo a un campo per fare questo. Si sta parlando del fatto che proprio perché oggi abbiamo aumentato la consapevolezza di alcune cose, dovremmo, sarebbe intelligente farlo, unire le due cose e dire, bene, grazie al fatto che oggi non siamo costretti a lavorare duramente come facevano i nostri nonni, a mangiare quei cibi che c'erano perché quelli erano, ad ammalarsi e magari non accorgersi neanche tanta gente quando ascoltiamo gli anziani, no? E gli dici, ma di che malattia è morto? Ti dice, ma non lo so, non si sa a quel tempo di che è morto di qualcosa, perché non sapevano neanche di essere malati. Ovviamente tutte quelle cose andavano a incidere pesantemente su poi la lunghezza della vita. Ma se invece noi riuscissimo oggi a conciliare la leggerezza intesa come alcune cose che la modernità ci ha permesso, quindi la vita più semplificata in tantissimi aspetti,
ma nello stesso modo riuscissimo anche a governare tutti gli altri aspetti, quindi non farci prendere poi la mano dall'ansia, dalla società e da altre cose, allora davvero potremmo arrivare a vivere veramente più anni, cioè l'età media si alzerebbe ancora di più. Proprio perché questa vita di adesso sarebbe migliore per alcuni aspetti di quella. Il peggiore è invece nel fatto che ci stiamo allontanando dai ritmi naturali. Ok, altre domande? I monaci per cui vivevano tranquillamente 100 anni rispetto diciamo, all'inizio della discussione che è stata fatta stasera, giusto? Allora, io come italiano che sono stato in Cina, vado in Cina sempre, ma sono stato in Cina fin da piccolo, come italiano a me rimaneva difficile perché ovviamente come italiano si va là e abbiamo una mentalità occidentale. E quando io mi ritrovavo a sentir parlare alcuni monaci dei loro maestri o di cose del genere che vivevano più di 100-130 anni e lo vivevano come diceva prima Elenia, in salute, per me sembrava quasi un po' così, un po' un meccanismo leggendario. Con il tempo, io ci sono stato tantissimi anni, con il tempo mi sono accorto invece che non erano fantasie e ne ho incontrati molti di queste persone, tanto da poter vedere i loro documenti che dimostravano quando erano piccoli, quando sono stati piccoli, ed è meraviglioso vedere queste cose. In realtà è proprio lì il problema, cioè vivere la vita con semplicità e dovremmo vivere un po' la vita con un po' più leggerezza e quindi non farci prendere troppo dai pensieri e dai problemi come facciamo in questo momento. Quindi loro avevano purtroppo dei svantaggi rispetto a noi e avevano dei vantaggi rispetto a noi. Noi adesso abbiamo appunto dei vantaggi rispetto a loro, sarebbe solo intelligente sfruttare altre cose e divenire ancora più consapevoli di questo. Allora faremo veramente un'ottima cosa. Ma queste storie, ripeto, tutto adesso, non solo nel passato, io conosco e ho conosciuto fino a qualche anno fa anziani che andavo a trovare in Cina che avevano oltre 100 anni ma che camminavano più veloce di me e quindi era qualcosa di meraviglioso. Ma questo sembra leggendario a raccontarlo, ma se chi è stato in Cina e ha visto per esempio gli anziani al mattino alle 5, fino a qualche anno fa era pieno, adesso molto meno purtroppo, perché anche lì sta cambiando, i giovani non vogliono più seguire questa cosa, ma alle 5 al mattino la Cina si riempiva nei parchi di tutte le persone, tutti i cinesi erano nei parchi la mattina a fare ginnastica, no? Varie attività, potevano essere Qigong, Tai Chi Chuan, ma anche ballo, anche qualsiasi altra cosa. E la cosa meravigliosa era vedere persone anziane, quindi persone che potevano avere sicuramente 65-70 anni, quindi un'età che comincia a diventare importante per certe cose, che facevano degli esercizi di ginnastica che un nostro italiano trentenne non riesce a fare, cioè la gamba alta sulle parallele nei parchi o fare delle attività di toccarsi le punte dei piedi e stare in conchiglia in piedi. Io ho le riprese di tanti anni fa di anziani, ma non uno che può essere un caso, tutti facevano delle cose che io mi domandavo quando arrivavo in Italia, ma come un trentenne non riesce a farlo e questi a 70 anni riescono a fare questo? Ed è quella l'abilità, cioè riuscire a mantenere giovane il corpo, vivere con leggerezza, con semplicità certe cose. Quello potrebbe essere un ulteriore consiglio da dare alla società nostra moderna, perché abbiamo tante cose belle, abbiamo appunto la medicina che è andata avanti, abbiamo la modernità che ci aiuta in tante cose, quindi riduciamo tanto lo stress del corpo, più che altro a livello fisico, tante cose. Se riuscissimo a migliorare l'inquinamento e a quindi respirare un'aria migliore, mangiare un cibo più sano e a vivere con un po' più leggerezza, sono convinto che la media si alzerebbe veramente di tanti anni per ognuno di noi. Ok. Gianni Festa chiede se il Pong Jump può aiutare. Che cosa? Gianni Festa chiede se il Pong Jump può aiutare. Non so cosa sia.
Nemmeno io lo so cos'è. Microfono? Gianni, microfono? Gianni, devi accenderlo il microfono. Sì, grazie. Mutati. Forse l'ho scritto male, si tratta del Pong-Yup. È una tecnica praticamente, ti ho detto l'altra volta Elenia che mia moglie sta seguendo dei corsi online con Roy Martina. E quindi lei insomma sta tutte le mattine, io sto cercando di farlo, di fare questa tecnica di respirazione di Pong-Yup viene chiamata. Che tradizione è? Dacci qualche indizio. Forse è meglio che ti faccio parlare, puoi venire un attimo? È una tecnica di respirazione molto profonda, difatti si respira, lei lo fa ogni mattina, ormai lei è ben allenata, per 10-15 minuti. Te lo faccio spiegare da lei, ecco qua, è vicino a me. Ehi, ciao. Ciao. Ehi, ciao. Ciao, ma io non la sento. Ah, scusa. Ehi, ciao. Sì, ciao. Mi stai intromettendo, solo che io adesso fra 10 minuti devo andare perché devo fare un trattamento a una persona a distanza. Praticamente io ho imparato questa tecnica Pong-Yup da Roy e Joy Martina, che fanno dei seminari in Italia praticamente 2 volte all'anno. Ho capito che fanno questi seminari, io faccio dei corsi online adesso, mi sono comprata i corsi. Che tecnica è? Che origine ha? Vengono da America loro. Ah. Io non la conosco, non so se il maestro l'hai mai se cerchi probabilmente dovrebbe essere una tecnica thailandese. Dovrebbe essere una tecnica thailandese, ma non sono sicuro. Sì, è thailandese. Loro l'hanno imparato dai monaci tibetani. Sì. È una tecnica che prima di tutto fa bruciare la karma, tanta karma, e più che aiuta tantissimo la salute dei polmoni e la salute in generale. Loro hanno spiegato che tante persone si sono guariti di grave malattie facendo questo. Praticamente si inspira con il naso, si espira con la bocca molto forte, e mentre inspiri con il naso nella tua mente dici Pong, e quando espiri con la bocca si dice Yup nella mente, e continui a fare questo. Praticamente ti girano la testa, ti vengono fuori dolori dappertutto, ma devi continuare a respirare, a continuare. I dolori, ti concentri sulla zona del corpo dove hai il dolore e il dolore sparisce durante l'esercizio. Solo che solo parlare è difficile, devo far vedere come si fa, perché si sta seduto sulla sedia, si muovono in un modo, le braccia e tutto questo. All'inizio è difficile, ma a me aiuta tantissimo. Vi dico chiaro perché non vedo l'ora di farlo. Mi alzo la mattina presto e lo faccio. Adesso sono arrivata a farlo mezz'ora. All'inizio 5 minuti, 10 minuti e poi non ce la fai più. E dopo, quando finisco, sì, sono molto emozionata. Quando finisco praticamente la seduta rimango con gli occhi chiusi perché ti gira la testa, tutto quello lì, e ricevo praticamente l'energia guaritrice e amore dall'universo e dalla madre terra, e tutta questa energia di guarigione io lo mando prima al mio corpo e poi alle persone care, e poi ai bambini malati del mondo, a tutte le persone malate del mondo, a tutto quello che fa parte della terra, gli animali, uccelli, tutto quello che vivono nel mare, e ringrazio sempre alla madre terra per tutto questo. È una emozione che adesso sto tremando, ecco, mio marito mi tiene la mano perché sto tremando di emozioni. È una cosa fantastica e bellissima, e io sto lavorando perché voglio fare questo lavoro e voglio trasmetterlo ad altre persone per aiutare altre persone, per guarire e per bruciare la karma. Ok. Monica Garibo, a proposito di questo, ha messo in chat una URL dove si può collegare e capire qual è questa tecnica. Grazie. Monica,
Non ho capito, scusa. No, stavo parlando con gli altri. Se tu devi entrare. Sempre Monica chiede se tutto sommato la medicina a sto punto serve, perché è vero, il maestro ha parlato di antibiotici, per cui è vero che bisogna seguire i ritmi della vita, sentire tutto quanto, però fondamentalmente anche la medicina ha il suo valore. Certo. Moltissimo. È per questo che dicevo siamo più fortunati adesso, perché noi adesso abbiamo la capacità di avere una serie di aiuti. Ho fatto l'esempio della penicillina perché un tempo si moriva senza l'antibiotico, e quindi siamo più fortunati ad avere questo, e quindi è sciocco, se da una parte siamo più fortunati, rovinarci l'esistenza da un'altra parte dove potremo tranquillamente invece fare del meglio. Certo, la domanda è fondamentale. maestro, la domanda era anche un po' provocatoria, perché questa è la 17ª serata su un ciclo di 50 che stiamo facendo, e ogni sera invitiamo dei professionisti. Noi abbiamo cercato di a 360 gradi coprire quali possono essere le esigenze di una persona che in questo momento è in grave difficoltà, perché il lockdown, il coronavirus eccetera ha messo in ginocchio il 60-70% delle ASD, per cui sono le associazioni sportive dilettantistiche. Certo. E a livello nazionale sembra che entro la fine dell'anno il 30-40% di queste ASD dovranno chiudere. Perché? Perché anche i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio erano i mesi che avrebbero portato più introiti, perché sono normalmente quella bella stagione, eccetera. Le donne un po' per la prova costume, gli uomini perché vogliono buttare giù i fasti che hanno fatto durante le vacanze. Logicamente, non andando, le ASD sono in gravi difficoltà. E nelle puntate o nelle serate precedenti abbiamo avuto psicologi, medici, eccetera. Le devo dire che lei ha fatto, glielo garantisco, un sunto meraviglioso di tutto quello che è stato detto, perché noi abbiamo avuto un medico virgolettato trasgressivo che è contro la medicina, nonostante abbia 72 anni, ha fatto per 28 anni l'aiuto primario a Milano, il quale è assolutamente contrario ai vaccini, assolutamente contrario a qualsiasi forma di farmaco, eccetera. Però ha detto che il farmaco migliore è il proprio corpo, cioè l'essere capaci di ascoltarsi. E abbiamo avuto degli psicologi, tra i quali uno fortissimo la settimana scorsa, che ha parlato proprio delle dipendenze. Lei prima parlava del cellulare, cioè che noi troviamo tutto il tempo immaginabile possibile per qualsiasi, porti pazienza, sciocchezza, ok? Però non troviamo tempo per il bene migliore che abbiamo, che è noi stessi. E lui è partito dall'uso e dall'abuso di internet e dei cellulari, eccetera, che è un dato di fatto in questo periodo di lockdown, per cui una persona è passata dai 20 minuti, 30 minuti a livello personale, non a livello lavorativo, ok, di uso, alle 8-10 ore al giorno. E questo logicamente ha portato via un sacco di cose, un sacco di problematiche. Io continuo ancora per 2 o 3 domande che sono arrivate via chat. Poi lascio lo spazio agli interlocutori, anche se alcuni se ne sono già andati, se hanno domande. Allora, Paola Gibellini vi chiede: anche la eccessiva gioia consuma o si può governare a nostro favore? Sì, Paola, come sai, in medicina cinese tutti gli stati che superano un equilibrio, quindi un controllo, che siano di tipo piacevole come la gioia oppure no, sono sempre comunque stati che bruciano più energia del normale. È ovvio che è più piacevole bruciare l'energia, visto che si deve bruciare stando bene, che bruciarla la stessa quantità per stare male. Però non possiamo dire che un eccesso di euforia, un eccesso di gioia non consumi più energia. Però è meglio, se tanto si deve consumare, tanto meglio consumarla stando bene. Molti sul privato mi fanno i complimenti per la vostra esposizione e chiedono al maestro se può tornare ad essere qui con noi un'altra serata. Io molto volentieri, se coincide con i miei impegni, con gli orari. Purtroppo avete un orario un po' particolare perché io faccio molte lezioni online proprio in questi orari qua. Però se con Ilenia riesco a mettermi d'accordo, più che volentieri. Per me è un'occasione per divulgare le nostre discipline, quindi molto volentieri. Ok. Qualcuno ha qualche domanda?
Saeed? Io avrei una domanda per il maestro oppure per Ilenia. Mi chiedevo se il momento di meditazione, diciamo così, in qualche maniera può sostituire il sonno, come credono alcuni, oppure se il tempo del sonno va salvaguardato e la meditazione deve essere un momento separato. E poi un'altra cosa, così gliene faccio due in un colpo solo. Ha parlato prima dei mantra, però ovviamente non tutti li conoscono, non tutti sono in grado, però vanno tanto di moda, diciamo così, queste musiche per la meditazione, per rilassarsi, che si trovano su internet, no? Ci sono certe frequenze gettonatissime, i 432 Hz, 528, eccetera. L'utilizzo di queste musiche per chi, diciamo così, non ha la capacità, perché non gli è stato insegnato, di fare da sé, di seguire da sé dei mantra, aiuta o sono semplicemente, diciamo così, delle frequenze autoipnotiche per cui sembra di essere profondamente immersi in meditazione, ma in realtà non sta succedendo niente? La ringrazio moltissimo. Bella domanda. Ilenia, vuoi Sì. fare? Beh, visto che ci sei tu... Ok, no, io faccio quello se rispondi tu. Faccio per non occuparti il tempo. No, okay. no. Allora, la prima domanda era quella legata al sonno e alla meditazione. Allora, il sonno è importantissimo e non può e non deve sostituire la meditazione. Solo a livelli altissimi, altissimi intendo, io ne ho visti nella mia vita solo due, tra tutti i monaci che conosco e tra tutti i maestri che conosco in Cina, sono due: riuscire a non dormire assolutamente per lunghi periodi, ma e comunque sia dopo devono dormire anche loro, ma sono dei casi che fate conto, facciamo conto che non esistano, perché sono, quindi diciamo la risposta è: il sonno è fondamentale, anche perché il sonno, come dicevamo prima, ha varie funzioni. Una è quella di cui abbiamo parlato, cioè il fatto di recuperare le energie e quindi rimettere da parte per affrontare la giornata successiva. Due invece è perché avvengono dei meccanismi interni nel corpo difficili da spiegare, ma ci sono delle cose che avvengono all'interno a livello energetico. Chi conosce l'agopuntura lo sa benissimo, avvengono delle cose che possono avvenire solo durante il sonno e quindi sono dei meccanismi che evitando il sonno non possono avvenire. E poi c'è da dire che la meditazione è una pratica che consuma energia, quindi per quanto possa dare e quindi possa arrivare a fare delle cose meravigliose, è uno strumento che va usato comunque con parsimonia, tant'è che è vietato dai monaci fare meditazione quando c'è un momento in cui c'è una convalescenza, per esempio. Si dice non farla assolutamente perché non hai energia sufficiente per fare questa cosa. Quindi io consiglio un sonno di qualità. Il sonno di qualità deve essere allontanare il cellulare. C'è tante persone che appoggiano il cellulare vicino al comodino e invece dovremmo tenerlo molto lontano. Ci sono una serie di cose che dovremmo aiutare il corpo a riposare meglio, questo sì, però il riposo è importante. Poi la pratica meditativa deve essere fatta quando c'è un'energia sufficiente, allora la si fa. Purtroppo alcuni sommano le due cose insieme e iniziano con una specie di meditazione, poi si addormentano, si appisolano e non è né un sonno di buona qualità né una meditazione di buona qualità. Quindi direi diamo spazio al sonno corretto e poi magari a una buona meditazione. L'altra domanda era legata al discorso dei mantra, se non sbaglio. Sì. E il discorso dei mantra, allora c'è una differenza tra modulare e ascoltare. Quando noi moduliamo un mantra, siamo noi che emettiamo delle vibrazioni tramite le corde vocali e questa risonanza che avviene dentro di noi funge da cassa armonica di tutto il nostro organismo, soprattutto la cassa toracica, e crea una onda di risonanza che poi si propaga all'interno dei nostri liquidi, perché sappiamo che il suono viaggia molto più velocemente nei liquidi, quindi si irradia questo messaggio in tutto il corpo. Per ricevere invece, quindi per ascoltare una musica dall'esterno, ci sono dei parametri che andrebbero ascoltati, cioè tenuti di conto. Il primo è la fedeltà della possibilità di riprodurre quel suono, quelle vibrazioni, perché
un microfono, che so io, di un computer non è in grado di far vibrare, anche se l'onda che viene emessa sia quella giusta, non è in grado di modulare e farci arrivare le frequenze giuste che modificano il nostro corpo. Quindi bisognerebbe mettere delle casse molto grandi, casse armoniche di una certa qualità e tutto il resto. E poi c'è il discorso che queste frequenze, nel momento in cui vanno a colpire il corpo, bisogna fare attenzione a saperle, a capire giustamente quale serve. Io consiglio di mettere invece una musica di sottofondo molto armonica, senza usare le vibrazioni, e cercare di seguire quella, di far... Sai, le musiche a uno piace, no? Sottofondo, piano piano, ma le vibrazioni io sinceramente storgo un po' il naso, non perché non funzionino, perché funzionano e possono fare del male se usate in maniera sbagliata. Grazie maestro. Prego. Qualche altra domanda? Beh, io avrei un'ultima domanda, se nessuno diciamo, ne ha di proprie. Il maestro ha parlato di governare le emozioni. Mi piacerebbe che ci dicesse 2 parole in più su questo tema, perché alcuni non riescono a governare le emozioni, però io mi sono reso conto che altri credono di governarle, in realtà le reprimono e secondo me consumano molto più energia e consumano se stessi. Se invece le lasciassero sgorgare, probabilmente, diciamo così, ne consumerebbero meno, per usare il linguaggio che si usa adesso. Secondo me governare le emozioni, nel senso che intende lei, richiede anni di pratica e studi anche approfonditi. Però se riuscisse magari a darci qualche indicazione, a spiegare, a mettere qualche parola in più, ecco, per poter dire la differenza tra le 2 cose, perché altrimenti si trova la persona che diventa immediatamente fredda, un pezzo di ghiaccio, ma quello lì si sta rovinando all'interno in realtà. La ringrazio molto. Allora, la domanda è molto interessante e ha perfettamente ragione, nel senso che quando io parlo di governare le emozioni intendo fare in maniera che esse non nascono, non sorgono. Il problema è che invece quando sono sorte è perfettamente più lecito, come diceva, lasciarle sfogare, perché se invece uno le reprime, allora sì che la medicina cinese entra in gioco dicendo il danno che può fare, quindi mai reprimere le emozioni. Il problema è che non dovrebbero neanche nascere, e per non nascere c'è un meccanismo che va compreso, ed è un meccanismo che i miei allievi mi seguono da tanti anni proprio per questo, perché il governare le emozioni non è, appunto, come diceva, il fatto di nel momento in cui provo un'emozione la trattengo e non la mostro a nessuno. Quello non è saggezza, quello è farsi del male. E quindi è giusto quello che diceva. Quando io intendo governare le emozioni, intendo un lavoro con se stesso, alla ricerca, attraverso un maestro ovviamente, alla ricerca delle radici che generano le emozioni nel soggetto, perché ogni volta che noi proviamo un'emozione è perché reagiamo a una situazione che non sappiamo affrontare nel modo corretto e quindi reagiamo in qualche modo. Il fatto di imparare a vedere in un modo diverso questi eventi della vita e grazie a delle respirazioni e delle pratiche precise associarle a questo modo di vedere la vita permette col tempo, ovviamente col tempo, di governare le emozioni, quindi di non farle nascere o farle nascere in maniera molto più soft, molto più sottile di come nascevano prima. Quello è il modo giusto, quindi far fluire la cosa senza mai controllarle. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei che non vanno assolutamente controllate. Grazie mille maestro, è stato chiarissimo. Qualche altra domanda? Io volevo fare un paio di considerazioni. La prima, la dottoressa Spallino all'inizio ha detto che l'essere umano, l'uomo, è programmato per vivere 100 anni mediamente. Sì. Però la cosa importante secondo me è la qualità della vita. Nel 1940 l'aspettativa di vita era 45 anni. Nel 1960, a livello insomma, dopo fine guerra, era di 60.
ok? Fino a 15 anni fa era di 70, adesso l'aspettativa dell'uomo maschio è di 80 anni, 74-80 anni, e dicono che chi nascerà dopo il 2050 avrà un'aspettativa di vita di 120 anni, media. Però vediamo che c'è una grossa dispersione di energia e soprattutto le persone arrivano, è un po' come diceva prima quando c'è stato il dialogo tra l'imperatore e il suo medico privato, ok? A 50 anni, non sia a 50, che c'è a 60, che c'è a 70, inizia il degrado, ok? E lei ha fatto il segno dopo proprio della curva, ok? Io non sono un tecnico nelle vostre, io faccio il commerciale, per cui vi chiedo scusa se non ho la vostra qualità nel linguaggio scientifico dalla vostra parte. Però la cosa che è importante, secondo me, non è tanto quanto viviamo, ma soprattutto come viviamo. Da questo punto di vista, la medicina cinese, dando per scontato che avete parlato per un bel po' di approfondire le emozioni, di viverle, ok? Di veicolare le energie, di fare tutto qualcosa che prima di tutto ci aiuti a vivere, ma secondo ci aiuti a migliorare la nostra qualità di vita. Però viviamo in un contesto che ci impedisce di migliorare la qualità di vita. Prima il maestro parlava di tutto ciò che riguarda tutto quello che respiriamo, ok? Anche tutto quello che mangiamo, bene o male contaminato. Come facciamo come si fa a trovare un giusto equilibrio tra quello che vorremmo e quello che possiamo? Devo rispondere io o Ilenia? Ilenia. Allora, questo è il tema per me fondamentale. Io su questa cosa ci baso proprio la mia vita, perché io sono convinta che questa cosa si possa fare. Cioè, oggi abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, abbiamo gli strumenti della conoscenza, come giustamente diceva il maestro, abbiamo anche i farmaci che ci aiutano, perché quelli noi non li dobbiamo, non ne dobbiamo abusare e non dobbiamo incentrare tutto sul farmaco. Cioè, l'errore della medicina moderna non è esistere, è essere farmacocentrica, quindi tutto incentrato lì. Quello è l'errore, ma che esista va benissimo, quindi abbiamo quello, abbiamo delle conoscenze e anche il tempo che abbiamo adesso, che una volta magari i contadini, come la signora che chiedeva prima, non avevano, perché lavoravano tutto il giorno, non avevano neanche il tempo di riposare. Noi abbiamo i vantaggi della nostra epoca ci sono, e noi li usiamo a nostro svantaggio, perché noi avremmo le possibilità e le conoscenze di applicare queste cose. Abbiamo la possibilità di conoscere, per esempio, delle filosofie. Io ho iniziato a studiare le filosofie antiche quando ero piccolina, non ero in Cina come il maestro, ma ero a Palermo e alla Feltrinelli, avevo 13-15 anni, c'era un piccolissimo reparto dedicato alle filosofie orientali, alle pratiche di autoaiuto, come si chiamano adesso. Adesso se vai in una libreria ci sono interi corridoi dedicati a questa cosa. Adesso c'è internet, ci sono un sacco di cialtroni, ma ci sono anche moltissime possibilità, come quella di seguire le lezioni, per esempio, del maestro Montagnani online, tanto per dirne una. Quindi la nostra società ha un lato oscuro, è vero, ma se noi gli giriamo intorno di 180 gradi, vediamo che è una luce questa qui, e che veramente ci dà tutto quello che ci serve per applicare quelle regole che il medico dell'imperatore diceva che gli antichi, cioè questo libro è stato scritto all'incirca 2000 anni fa e loro parlano di antichi che non si sa a quale epoca risalgono, loro già le conoscevano. Noi adesso le dobbiamo riscoprire anche grazie a quello che abbiamo già. Per esempio abbiamo avuto la quarantena. In questa quarantena, diceva prima Giuseppe, la gente invece di stare 20 minuti è stata 8 ore sul cellulare. C'è stata anche molta gente che finalmente ha iniziato a meditare, che finalmente ha iniziato a seguire delle lezioni di filosofia.
ecco, c'è quel giro di 180 gradi, c'è quella stessa cosa, quel WhatsApp, quel Facebook, ci può far vedere il lato oscuro, ma ci può far vedere anche la luce. Questo è tipico anche della nostra filosofia, no? C'è sempre la luce in ogni cosa. Noi adesso abbiamo tutte le possibilità. Questo è una cosa per me vitale. Cioè, questa è io dedico la mia esistenza a cercare di trasmettere agli altri questa idea, questa possibilità che è reale, è tangibile. Ecco perché anche ho invitato il maestro, che è una voce autorevolissima su questo tema e che ci dà delle informazioni che sono radicate nel passato, ma che oggi sono anche scientifiche. Okay. Maestro. Sì, io sono pienamente d'accordo con te, non posso aggiungere nient'altro perché hai fatto una esposizione perfetta su quello che è proprio anche il principio del taoismo, ma anche quello che noi speriamo. E io credo solo dipenda molto anche da noi e contare molto sui bambini, sui prossimi, cercare di improntare appunto, anche sfruttando situazioni come sono avvenute adesso, purtroppo, perché sono avvenute delle cose tremende, ma però nello stesso tempo appunto tutte le cose possono anche essere l'occasione per nascere qualcos'altro. Dobbiamo cercare di prendere l'occasione, cercare di trasmettere a questi bambini un qualcosa di diverso e allora si può veramente ottenere anche quegli obiettivi di migliorare non solo la lunghezza della vita, ma la qualità di quella lunghezza, perché poi importante è quello. Ok, qualche altra domanda? Ok, vedo che ci stanno salutando in parecchi visto l'orario. Io vi ringrazio, per me è stata molto molto utile e come ha detto giustamente prima la dottoressa Ilaria, secondo me noi non dobbiamo aspettarci grandi cose in tutte le cose che facciamo. Basta però che una persona, okay, cambi o inizi a vedere una luce diversa e secondo me il risultato è già arrivato. Perché noi non possiamo immaginare e pensare di cambiarlo il mondo, però goccia dopo goccia, secondo me, seminando quello che stiamo facendo, ognuno con la propria personalità, con il proprio lavoro, può portare il suo e può sicuramente far vedere almeno delle prospettive o delle alternative rispetto a ciò che stiamo facendo quotidianamente, che è tutto sommato andare avanti sempre col paraocchi, cercando di schivarle le cose, ok? Non affrontarle, schivarle. Tante volte, secondo me, l'affrontare la cosa ti permette anche di risolverla, oppure di avere una panoramica diversa rispetto a come sei vissuto e come hai ragionato fino ad oggi. Certamente questo per me oggi è stato, io ho fatto per 22 anni il direttore commerciale e marketing di una multifarmaceutica a livello mondiale, per cui insomma ho una prospettiva diversa rispetto a tutto questo. Io purtroppo per ragioni di tempo, nel momento in cui mangiavo al ristorante, ascoltavo la musica e leggevo anche il libro o il quotidiano e ho buttato via, me ne sono accorto dopo, tante risorse e soprattutto tante energie, perché sprecavo, prima parlava addirittura della qualità della musica, nell'ascoltare le musiche che ti invitano alla meditazione. Ok, per me invece il mettermi le cuffiette era un sistema per isolarmi e per non sentire il vociare delle persone. La cosa importante secondo me è che ognuno deve conoscere prima di tutto se stesso, ok? E in base alle conoscenze che ha del proprio corpo, della propria testa, del proprio organismo, cercare quali possono essere le strade per migliorarsi. E voi certamente questa sera avete dato delle grosse indicazioni. Di questo vi ringrazio. Vi ricordo che questa puntata è registrata, è andata in diretta su YouTube e comunque la potrete vedere in qualsiasi momento sulla pagina Facebook dell'USACLI di Verona. Ringrazio il maestro Marco Montagnani, lo ringrazio di cuore, ringrazio la dottoressa Spallino e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Anch'io vi ringrazio il maestro, ringrazio tutti, Giuseppe che ci ha invitato, vi abbraccio. Grazie a tutti. Virtualmente. Grazie. Io ringrazio anche voi tutti per avermi invitato. Noi ritornando, riallacciandomi al discorso di prima della quarantena, mia moglie e io abbiamo riscoperto tante cose durante questa quarantena perché abbiamo avuto tanto tempo per noi
Stiamo lavorando su noi stessi e quindi io un po' seguendo i vostri come dire, meeting, e lei ovviamente è partita in quarta con le sue Ilenia, tu la conosci, lei ha lavorato al Tao e lei insomma ha fatto un percorso Reiki, ha iniziato a fare anche un percorso prano, quindi è piena, come dire, di energia per aiutare la gente a far star bene, ecco. Lavora molto con l'energia, so che a voi posso, come dire, dirvelo, perché una volta al Tao insomma ci siamo un po' confrontati su queste cose. E niente, ringrazio ancora voi tutti, perché questa è un'esperienza che ci aiuta ancora a capire un po' di più quello che noi abbiamo intrapreso, ecco. Grazie ancora e buona serata a tutti ancora. Ciao, alla prossima, grazie. Ciao, Grazie a voi. grazie maestro. Ciao, ciao a tutti.